questa occasione io desidero ricordare l'amico direttore Giorgio Lago per i suoi 12 anni che assieme a me ha vissuto come direttore, dandomi un appoggio da manager, direi quasi, piuttosto che da direttore, condividendo tutta una serie di problemi di carattere organizzativo, sindacale, politico. Direi che Giorgio Lago era una persona un giornalista soprattutto di vecchia scuola, cioè di quelli che non decidono andando a lavorare al giornale come deve essere il mondo, ma se lo fanno raccontare dalle persone. È quello che denunciava Leonardo Sciasci ancora a fine anni 70. Troppi giornalisti si mettono alla scrivania e si sono già fatti la loro idea e la impongono al lettore. Il giornalista vero, come è stato Lago, è quello che se lo fa appunto raccontare dalla gente. Lui era un uomo che viveva in mezzo alla gente e che portava nel giornale, al giornale, tra i giornalisti, il pensiero della gente. Un pensiero che poi sapeva interpretare al meglio con una grande professionalità, ma anche con grande umanità. Qualcuno che non c'è più, si comincia col dire sembra ieri, e anche di Giorgio e per Giorgio possiamo dire sembra ieri, eppur sono passati 10 anni, ma sembra ieri perché noi lo ricordiamo ogni anno, sempre con doveroso piacere e con doveroso senso di amicizia e di riconoscenza. Lago intanto aveva individuato certamente tra i primi la natura del salto d'epoca che si andava profilando, ben prima della caduta del muro e ben prima di Tangentopoli. Ricordo vari incontri con lui, interviste che mi fece sul Gazzettino degli anni '80, o interventi anche miei, e fu tra i primi a leggere, a seguire con attenzione quei contributi della scuola di Miglio e di altri che vennero pubblicati mi pare nell'83 sotto il titolo Verso una nuova Costituzione. Giorgio Lago vedeva già allora la crisi della forma partito, la crisi di un parlamentarismo che rende pressoché impossibile la decisione, vedeva le difficoltà di un sistema istituzionale amministrativo deresponsabilizzante e quindi l'esigenza di una riforma di sistema, non di qualche accomodamento, la necessità di aprire una fase costituente ben prima che ciò risultasse evidente, questa necessità, con appunto Tangentopoli e quanto ne è seguito. Da questo punto di vista la sintonia tra la mission, come si dice in gergo, no? dell'azienda, della banca di Veneto Banca, e quanto Giorgio Lago ha lasciato di studio, di passione e di proposta è davvero quello che spiega come mai siamo qui e come mai continueremo a sostenere questo premio anche nel futuro. Il Veneto è la regione più importante della storia d'Italia in questi 150 anni. Precious and fragile things need special handling.
ricordo di Giorgio Lago è il ricordo di una persona di grande fascino. La cosa che proprio mi salta in mente è la capacità che aveva di conquistare le persone, con l'ascolto, parlandoci insieme, mischiandosi, era veramente una persona di grande fascino. Ricordo la figura di Giorgio Lago soprattutto perché era un cittadino di Castelfranco e io, essendo di Castelfranco, l'ho incrociato più volte quando io ero ancora adolescente, perciò non mi rendevo conto della figura, del peso che poteva avere questo personaggio molto elegante e distinto che passeggiava per la mia città. Mi ha colpito molto anche vedere le immagini in bianco e nero di lui assieme a Indro Montanelli, perché Montanelli è stato per me un maestro, un grande direttore che anche non dimenticherò mai. Nella mia giovinezza, quando aspiravo a diventare imprenditore, che mi nutrivo un po' di tutti quegli articoli che c'erano sul Gazzettino che raccontavano la storia degli imprenditori, io mi ricordo che leggevo proprio con avidità il commento della giornata di Giorgio Lago, perché era fantastico sia per... Mi dispiace non essere con voi oggi, perché di Giorgio Lago continuo a sentire la mancanza, dopo averne avvertito fortemente la presenza. Non ci conoscevamo e organizzò il primo incontro Carlo Caracciolo. Vedrai che ti piacerà, mi disse. Trovai un uomo fatto col fil di ferro, dritto, schietto, appassionato di giornali come strumento per capire, non solo per informare. Giorgio faceva il giornalista spinto dal bisogno di capire e sapeva spiegare, raccontare. Ricordo pranzi dove non si smetteva di parlare, di fare progetti, di organizzare giornalismo. Ero felice di averlo trovato. Poi la telefonata per annunciarmi la malattia, l'operazione. La frase al chirurgo: stia attento, ho bisogno di vivere e voglio lavorare. Giorgio Lago è stato una persona che in me ha lasciato il segno e mi ha aiutato a capire. Lui è stato quello che voleva fare e sapeva farlo molto bene. Un abbraccio a tutti, ricordando un amico e un grande giornalista.